A4 tra i caselli di Montecchio Maggiore e Vicenza Ovest, nel tamponamento tra un furgone ed un camion muore un 39enne di Noventa di Piave. Ennesimo raid di furti al mercato di via Fapani a Mestre, oltre un centinaio i colpi denunciati nell'ultimo anno. I commercianti sono esasperati, non ci arrendiamo. Sigilli al centro massaggi in via Beccaria a Marghera, gestito da una coppia di cinesi, i favori sessuali pagati fino a 100 euro a prestazione. Tragedia sfiorata in rampa Cavalcavia a Mestre stamattina, un tir perde il carico e dal cassone si sgancia un'enorme bobina in acciaio che precipita sulla carreggiata squarciandola. Sono passati 10 giorni dalla scomparsa di Henrik Azim e del 19enne di Mira, non si hanno ancora notizie, angoscia anche tra gli amici e i compagni del rugby Riviera. Veneziani contro mestrini, la parodia dei ramenti dei cittadini della terraferma diventa virale ed infiamma la rete e i social. Il tuo presepe, la tradizione della natività nel presepe realizzato dai volontari a Catene di Marghera per i bambini della scuola materna paritaria Madonna della Salute. Buonasera, ben ritrovati con l'edizione di Venezia dei nostri telegiornali. In primo piano la cronaca con l'ennesima tragedia della strada che si è verificata nel pomeriggio di oggi nel Vicentino, a perdere la vita un giovane di Noventa di Piave. Sentiamo. Un istante, il camion che rallenta, il furgone che gli piomba addosso, trasformando ancora una volta l'autostrada in una trappola mortale. Lo schianto nel primo pomeriggio di oggi tra Montecchio Maggiore e Vicenza Ovest in direzione Venezia lungo l'autostrada A4. A perdere la vita un 39enne residente a Noventa di Piave in provincia di Venezia. L'uomo si trovava sul sedile del passeggero, anche il conducente, un 67enne sempre di Noventa di Piave, è stato accompagnato al San Bortolo in condizioni critiche. Il compito di ricostruire la dinamica e valutare eventuali responsabilità spetta agli uomini della Polizia Stradale Berica. Ad intervenire anche i vigili del fuoco del distaccamento di Arzignano che hanno estratto il conducente dall'abitacolo. Inevitabili le lunghe code che hanno superato i 10 chilometri. Per liberare l'autostrada i vigili del fuoco hanno lavorato per oltre 2 ore. Ancora cronaca, ennesimo furto al mercato mestrino di via Fapanni e i commercianti sono sempre più esasperati, ma dicono noi non ci arrendiamo. Uno dei peggiori degli ultimi tempi, perché di raid notturni nel mercato di via Fapani a Mestre ce ne sono di continuo e i commercianti non ce la fanno più, sono a dir poco esasperati. Hanno aperto il rotolante di là, hanno segato il rotolante, hanno levato perché se a corrente lo girà, sono rientrati, hanno portato via tutto, prosciutti cotti, prosciutti crudi, carne. Ha fatto un danno su 5.000 euro. Questi quasi professionisti del furto, perché va sulle macellerie, sui ristoranti, portare via tutto. Dei professionisti, delinquenti proprio. È all'ordine del giorno ormai, cioè, non ci meritiamo più di niente. Sì, sono così tutte le settimane. Furti, prima ci partivano le monetine, adesso vanno direttamente al pesce, al pesce congelato. Per cui qua è tutti i giorni così. In un anno le denunce alle forze dell'ordine hanno superato il centinaio e non sono nemmeno tutte, dal momento che c'è chi si è rassegnato, ma la voglia di combattere è ancora tanta. Noi viviamo, abbiamo famiglie da mantenere, non possiamo permetterci il lusso di farci delubare tutti i giorni. Non proprio basta, deve essere farla finita. I ladri hanno agito indisturbati per ore senza che nessuno intervenisse. Cosa devo arrabbiarmi? Col sindaco che aveva 60 persone hanno preso 60 persone perché avevamo essa criminali qua in Mestre ma non se ne vede uno, 2 guardie, 3, 4, dove sono i 60 persone che dovevano fare qua notturna e roba? 60 persone il sindaco, più vedere i carabinieri e più polizia che lavorare 3-4 ore per fare il furto. Nessuno ha visto niente. Che controlli ti guarda fuori e qua dentro ne viene qua per il canale, gli entra dietro, poi in alto, è semplice entrare. Per questo i commercianti hanno deciso di organizzarsi da soli. Adesso ci stiamo armando con dei vigilanti. Perché non ce ne può più, non ci fidiamo più la notte di lasciare la roba qua nel mercato, li pagheremo di tasca nostra, non chiediamo niente a nessuno, ma perlomeno che siano sicuri, perché qui comunque ci vivono persone
con famiglia, non ci sono, io ho 2 bambini a mantenere, sinceramente se vengono tutti i giorni a derubarmi, tanto vale che chiudo e sono a posto così. Però dopo non vado più dal sindaco a chiedere i soldi. Sono stufo io qua di chiedere i soldi, chiedere teloni rotti, tapparella rotta, tende rotte, tutti i giorni così. Basta. Io sono uno dei tanti, con i miei colleghi, frutta, pesce, carne che vengono derubati, però basta, deve essere finita. Devono essere presi e che sia basta l'ultima volta questa, perché noi siamo stufi, sono sicuro che non sarà così, ma... Blitz della squadra mobile di Venezia in un centro benessere di Marghera. I 2 titolari sono stati denunciati per favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione. Prestazioni sessuali in cambio di denaro in un centro per il benessere fisico in via Beccaria a Marghera. A gestirlo una coppia di conviventi cinesi di Shanghai, 54 anni lui, formalmente direttore tecnico, 50 lei, sulla carta, amministratrice del centro Zhang Yakin. Entrambi sono stati raggiunti da una misura cautelare di obbligo di dimora e di presentazione quotidiana negli uffici della Polizia Giudiziaria emessa dal GIP del Tribunale di Venezia. Nei loro confronti le ipotesi di reato sono di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione. Il blitz della squadra mobile ieri mattina. All'interno del centro sono state trovate 2 giovani donne di nazionalità cinese di età compresa fra i 25 e i 30 anni. E alle loro abilità che si rivolgevano i clienti che ben frequentavano il centro. In cambio di sesso in luogo riservato i clienti pagavano una tariffa variabile a seconda del tipo di prestazione che si aggirava comunque attorno ai 100 euro e che veniva saldata alla reception del centro direttamente nelle mani dei titolari. L'avvio delle indagini la scorsa primavera, quando durante i servizi di controllo del territorio la polizia aveva notato un via vai sospetto attorno al negozio riconoscibile da vetrofanie standard per i centri benessere. I successivi accertamenti della squadra mobile hanno consentito di appurare l'attività di prostituzione che lì vi si svolgeva e che è proseguita fino a ieri. Il centro massaggi è stato sottoposto a sequestro preventivo. Si è rischiata la tragedia questa mattina a Mestre quando un tir ha perso una pesantissima bobina d'acciaio che è finita sulla carreggiata. Sentiamo. Poteva finire in maniera decisamente peggiore questa mattina lungo rampa cavalcavia che collega Marghera a Mestre. Un tir ha perso un'enorme bobina di acciaio di parecchie tonnellate di peso, ha sfondato il rimorchio cadendo sulla carreggiata e squarciando parte del manto stradale. Se fosse finita contro un'auto o ancor peggio se ci fosse stato un mezzo a 2 ruote dietro sarebbero stati schiacciati. Così però non è andata e gli unici disagi sono state lunghe code e rallentamenti. Sul posto, oltre alla polizia locale, sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno chiesto di chiudere il raccordo, riaperto dopo le 13. Nel frattempo il traffico è stato deviato sulla tangenziale di Mestre verso l'uscita Terraglio, con successive indicazioni per Mestre attraverso via Martiri della Libertà. Anche ACTV ha modificato le corse dei bus, deviazioni su via Fratelli Bandiera, via delle Macchine, rampa commerciale e via della Libertà. Quanto accaduto però ripropone la problematica già evidenziata più volte in passato del transito camionistico di cogli eccezionali e prodotti siderurgici pesanti lungo le vie principali di Mestre, Corso del Popolo, via Torino e Mestre Centro. A Mira ora sono passati 10 giorni dalla scomparsa di Henry Kazim e del 19enne, non si hanno ancora notizie. La famiglia del giovane è chiusa nel silenzio in attesa che il ragazzo torni a casa. Il primo cittadino di Mira è costantemente in contatto con le forze dell'ordine. La società Rugby Riviera l'ha cercato nei luoghi che abitualmente frequentava con gli amici, ma Henry Kazim non si trova e ormai sono 10 giorni di assenza che pesano come un macigno sulla famiglia chiusa nel dolore e nell'angoscia. Henry, 19 anni, italo-nigeriano, è scomparso la sera fra il 26 e il 27 novembre dopo una lite con i genitori. Intorno alle 2 di notte si è allontanato da casa non prima di aver inviato ai familiari e agli amici messaggi preoccupanti. Poi ha spento il telefono che da quel giorno risulta irraggiungibile. Kazim è uno studente di scienze politiche all'Università di Padova, gioca nel Rugby Riviera, abita con la sua famiglia e 2 fratelli a Mira, lungo l'asta del fiume Brenta. Al Rugby Riviera 1975 è arrivato 4 anni fa dall'atletica. Un ragazzo forte, molto dotato fisicamente, che apprende velocemente, dice di lui il presidente del club Flavio Lupato. Per 3 stagioni all'Under 18 Henry è appena approdato nella squadra dei senior.
Un atleta ben inserito in un gruppo affiatato, un giovane volenteroso e studioso, aggiunge Lupato, che assicura come la società si avvicina alla famiglia. Henry è sparito senza portare con sé alcun documento né il portafogli che ha lasciato a casa nello zaino. Il giovane è alto 1,90 m e al momento della scomparsa indossava un paio di pantaloni color mattone e un giubbotto blu con lo stemma del Rugby Riviera. Rivela passaggi strazianti l'inchiesta aperta per accertare le responsabilità dell'incendio della Grenfell Tower di Londra, nel quale morirono 72 persone, tra i quali anche i fidanzati Marco Gottardi di San Stino di Livenza e Gloria Trevisan di Campo San Piero. È passato 1 anno e mezzo dalla tragedia di Londra, dall'incendio che provocò la morte di 72 persone intrappolate nella Grenfell Tower. Tra le vittime anche 2 veneti, Marco Gottardi di San Stino di Livenza e la sua fidanzata Gloria Trevisan di Campo San Piero. È dalla memoria della mamma di Gloria, Emanuela Di Sarò, letta dall'avvocato di famiglia davanti ai giudici che presiedono l'inchiesta pubblica istituita per accertare le responsabilità della tragedia, che si apprendono strazio, sofferenza, dolore e impotenza dei genitori di 2 ragazzi intrappolati al 23° piano del grattacielo, sopraffatti dalla paura e dalla consapevolezza di non avere scampo. Gloria voleva chiudere la telefonata perché non voleva che sentissi le sue urla, ricorda la mamma, che ha annotato una per una le chiamate della figlia, compresa una videochiamata in cui il fumo oscurava la visuale. Mamma Emanuela ricorda il suono delle sirene in lontananza, le richieste di aiuto della figlia e di Marco, entrambi drammaticamente in contatto con i genitori per oltre 1 ora, fino all'ultimo momento, con le fiamme oramai in casa e la sconcertante certezza che tutto per entrambi stava per finire. L'inchiesta voluta da Theresa May è un implacabile atto d'accusa nei confronti dei costruttori dell'edificio, delle autorità comunali che lo hanno gestito e anche dei pompieri arrivati per primi sul posto, ma che inspiegabilmente dissero agli inquilini di restare dentro alle proprie case. Ci fermiamo ora per la pubblicità, linea alla regia, ci rivediamo tra pochissimo. Di nuovo in studio con l'edizione di Venezia dei nostri telegiornali, i mestrini e le loro lamentele in un video parodia che impazza sul web, vediamo. Il David Letterman Show lagunare, dove i lamenti dei veneziani e le minacce che incombono sulla città rischiano di consumare Venezia, diventa spettacolo. L'ultimo, interpretato dal veneziano Alvise Tova, riguarda i mestrini e le loro lamentele ed è diventato virale in rete e sui social. Ciao mestrini! Come va? Mi ricordo di voi. Eravate quelli che arrivate con il 4L e le chiavi della macchina in tasca. Scendevate in Piazzale Roma e vi piazzavate davanti a Cafarsetti. Uomo comune nostro! Bravi. Fate facile voi. Altro che città metropolitana. Dicevate, siamo veneziani, la stazione si chiama Venezia, mestre. Cazzate, ne fa schifo, ma che a voi altri vi fa un schifo, altrimenti non avreste cercato di essere come noi. Una sorta di parodia di un video diffuso sempre in rete tempo fa dai contenuti decisamente più forti. Ciao Teroni, come va? Mi ricordo di voi, arrivavate col treno, con la macchina piena di valigie di cartone, scendevate a Padova, ma dopo vi disperdevate qua nei paesini, vi piazzavate davanti al municipio a urlare vogliamo la cassa! Altro che 35 euro del casso. A casa. Parlavate sempre dei diritti, ma dei doveri mai. La parodia sui mestrini finisce così. Mestrini? Ma che cazzo di problemi che avete? Dovresti vergognarvi. Sì, vabbè, che noi altri dovresti vergognarsi di tutte le porcherie che abbiamo fatto. Oh, c'è un pensiero. Perché ho sentito dov'è mestrini che si agnava chi foresti dappertutto, chi rompi i coglioni. Che delusione. Ma i mestrini come l'hanno presa? Scopriamolo nel prossimo servizio. Dopo la diffusione del video parodia sui mestrini ci siamo recati in un bar e abbiamo chiesto, video alla mano, ai diretti interessati che cosa ne pensano. Ne fa schifo. Ma mi ha tutti i giorni però. Perché? Così. Non è più guarda una volta.
tutti bar dei cinesi, tutto, gli altri ormai siamo smentegai. Non lavoro da 7 anni, mi vedi te. Non tutti però sono della stessa opinione. Mi sembra che abbia invidia di Mestre. No, non vedo la motivazione che parla così. Si sente offeso? No. Forse ha problemi lui personali, non lo so. È una forma di razzismo che forse c'è sempre stata, però non mi sento offeso. Bisogna capire anche il fatto, il veneziano è veneziano, il mestrino è mestrino, logicamente. Certi pareri, va bene, a parte la volgarità che una persona può usare perché gli dà fastidio certe determinate cose, ma a me non è che dia tanto fastidio. È logico che avrà i suoi motivi il signore che ha parlato in questo modo. Non so cosa dirti, uno ha la libera scelta di dire la sua opinione. Io posso parlare male di Mestre su certe situazioni che ci sono reali, facciamo un elenco, andiamo avanti fino a domani. Comunque a me va bene così, nel senso che finché si comporta bene la gente, per me va tutto bene. Dei veneziani cosa ne pensa? Che sono stupende persone. Ed eccoci allo spazio dedicato ai vostri presepi. Stasera vi portiamo a visitare il presepe della tradizione realizzato dai volontari della Scuola Paritaria dell'Infanzia Madonna della Salute di Marghera Catene. Nella tradizione, perché bisogna portare avanti sempre questa tradizione, soprattutto qui nella scuola materna per i bambini, e per esempio anche tradizionale, nel senso come era nato una volta qui. Quest'anno c'è una piccola innovazione perché noi siamo abituati a vedere i presepi fatti qui con le nostre lussureggianti montagne e pianure, però la Terra Santa non è tutta così bella, per cui abbiamo pensato di fare una parte desertica in modo che si possa vedere come effettivamente potrebbe essere la Terra Santa. E come sempre, se anche voi volete far vedere su Antenna 3 il vostro presepe o mandandoci dei video oppure segnalandoci le vostre creazioni, lo potete fare chiamandoci ai numeri che vedete in sovraimpressione oppure inviando una mail a redazione@antenna3.it. E i nostri appuntamenti serali, subito dopo TG torna 20:10, Matteo Zoppas sarà l'ospite di Ferdinando Avarino per questa sera e poi alle 21:15 torna il divertimento con la Zanzega. È tutto, grazie per essere stati con noi, vi lascio alle previsioni del tempo. Ben ritrovati al meteo. Sarà asciutto sul nostro paese, ma con frequenti riduzioni della visibilità. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto sarà una giornata molto grigia. Al mattino infatti non mancheranno locali foschie o nebbie sulle pianure centro-occidentali. Il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso e spesso coperto invece sui restanti settori, ma sempre senza piogge. Temperature minime tra 3 e 7 gradi. Valori massimi oscillanti invece tra 6 e 9 gradi. Vediamo ora che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Sarà una giornata all'insegna di un tempo asciutto e stabile. Sulla nostra regione infatti non sono attese precipitazioni particolarmente degne di nota. Più sole al mattino, sulle aree costiere cielo maggiormente coperto ovunque a partire dal pomeriggio. Temperature minime tra 4 e 8 gradi. Valori massimi oscillanti invece tra 8 e 10 gradi circa.
Vediamo infine la situazione del Trentino Alto Adige. Il tempo sarà asciutto anche sulla nostra regione. Al mattino non mancherà il sole, con il cielo che si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso ovunque. Qualche nube in più a partire dal pomeriggio, quando il cielo tenderà a coprirsi, ma senza precipitazioni. Temperature minime tra lo 0 e i 4 gradi. Valori massimi oscillanti invece tra 10 e 12 gradi circa. Dal meteo per ora è tutto. Arrivederci!